Sos carabinieri de su nucleo investigativo de su comando provinciale de Nugoru sono indagando per comprendere chi ha morto a Erika Preti, sa giovana de 28 anni della provincia de Biella, morta Eris e stoccata in una domo in savrazione dell'Uvraili in San Teodoro. Sa morau de sa femina Dimitri Fricano, 30 anni e su puru de Biella, ricoverau in s'ospedale de Terranova, Erfertu. S'omicidio è scapitau Eris a ora de sa 11 de Manzano, sur duor giovanos fini in ferias in domo de amicos, si vina maniande per andare in gitta e sorbichinos han intesu sarbo che appusti san abidu su giovane sin da fora tutti in San Bentao. A sur militare se li raccontao chi a Samorada e a Issu los han avertos in sinteri di una vura. Sos carabinieri han attancao direttus a doma, han avato sul rilievo per comprendere teba capitao, han accattao per isarma onu le puzzu de cuchina che savemina viti in priande provac sos paninoso. Pro como sur militare sun chircande sa conferma sa sparagola de su giovano e sun pessande a cada ipotesi che potete essere vura, briga intre amoraos accabada male, omicidio suicidio. Sas indagines e s'inchiesta sono coordinate dalla Procura di Nugore e costa dir grazia a Tiscur Nortausa, comunità de Biella, dove sa femina traballavata come commessa e fitti con notta e sia sa comunità de San Teodoro. A terras polemica supra su servizio degli succursi in Sardegna gestiu de sos pompieris che in dos elicotteros, che di adè per mezzorare a postire de su bando promuovo de sa regione ove si previdito un sistema nuovo che intermezzor de base in Salighera, Terranova e Casteddu. A gettare l'inna su vocu il bappessau su coordinatore regionale de Forza Italia Ugo Capellacci. A posti schisappa dus elicottero non se spottiu pesare in volu, non risultata che rispuru su servizio degli succursu non spoti intervennere. Paret una brulla. In surelli mondiale bes elicottero caba pessosa organizzazione, mentre a Sproso Sardo su servizi il firmu proneche desaggiunta regionale isenta. In bezzer de li gettare sa responsabilità di assos pompierisi, che chi incorazzus un chircande de parare fronte a sarfartar de sa politica, s'aggiunta a chirchete de picare provvedimentos concretoso, custoso sun usufruttu de sa politica de sos proclamas e de unu banda annunziao dai pigliaru ma firmao da autoridade nazionale anticorruzione, sicchi Cappellacci. Su rettorao magico attaccata a mimme in bezzer de currezzere sosir balloso, pensata de modificare sa rete ospedaliera prima de cussa des emergenze urgenzia, chi di addeperare sa precedenzia. Dunque, prima che eren tancare sos presidios ospedalieros e appustis che eren pensare a sa possibilidade di arrivare a cussu prus a cursu. Su nu vorar de su mundu, concluiti Capellacci, si deppene dimittere e che la deppene accabare de vacher dannu. Un usero dedicau a sa musica rock pro vestare sor 40 annos in sar famiglia, sos amicos e son nugoresos. In Sant'Onofre, chis amministrazione a Torrau a Nobu, Lintu e Pintu, sapadu zero su comitau vedaler 1977 di Nugora tammaniausa manifestazione Primavera Rock. A Bortei die han avattu iocos e spassios o prosos minores e a sero su concertu rock che intre il gruppo musicales, sor Breaking Down de Terranova che hanno cominciato in Tannorfachete e chi in Nugoro hanno sonau branos istoricos parisi a cusso scanavattu prurechentese, sorbette smacco nugoresoso che hanno sonau sor branos issoro pus connottos a cominciare dai Montecitorio, sos Kiss Station che hanno sonau un programma dedicato a su gruppo storico Kiss che tottus ischina navattus istoria de su rock mondiale. Un bellusero de musica, grazie a s'impinnu de Sorfedalese 1977 che a banda desi spassiu prosa gente accudia ha permittido de torrare a sa zittà d'un parco a barrair bandonau e menticao pro tempur meda. Pro mezzorare sa sicurezza de pedones e vetturas, in carrera Don Bosco in Nugoro sun facendo una rotatoria nova pro andare a Viale de sa Resistenza. Dai quando sono creschi a sas attividades e commerciali, difatti si sta aumentando su traffico e sus incidenti spuru, ca pro mudare su sensu de marcia sar macchinas s'attrivian a facer manovras proibias brincande che sa corsia. Sa rotatoria nova ta permettere de mudare direzione senza pericolo, este prur minore de sas atteras fattas in Nugoro, ma
risponde a sos obiettivi dell'amministrazione comunale, che sono cursor de garantire la sicurezza de mezzos e pedonese e dell'estrire su traffico in un tretto de importo pro la circolazione in essia cara sa 131, che in questa rotatoria dunque non va pro bisogno de che va a falare a zossos ar macchinas a viale desa resistenza pro zirare e manco dell'irfacher manovras a triviasa. A barra galusa rotatoria provvisoria prosi supra in carrera Don Bosco, ma su comune a taviare cantu prima so straballos pro sistemare tutto casu traffico est in creschida e toccata de garantire sa sicurezza de mezzoso e personese. In Nugoro su Comitau Trenitalia Nugoresu coordinato da Esabocau Claudio Solina si chita collire sar firma spropedire de vacher una linea ferroviaria che andete da Nugoro a Macumele e finza a sosateror centro de Sardigna. In un documento su Comitau ammenta attacchi in capidanne in sa tratta Nugoro Macumele di ande per entrare in servizio so streno nuovo so costauso milioner de euro chi van a ponnere per andare proprio da Nugoro a Macumele un'ora e 20 secondo su Comitau su tempus estroppu. Questo tempo usi di appodere minimare mezz'orande sa linea in entrata a Sarduarbida sa currezzeno una paia de curvar mezz'orande sa sicurezza e ponendo so semaforos automaticos e previdinde i scalos pro permettere cursar direttas ad Enugora a Casteddu Tattari e Terranova. Su comità aumento vande susi studio del professor Gianfranco Vancello des Universidade de Casteddu pensata chi mancari siat una ferrovia e scartamento minimao si podet arrivare a velocitades de più de 100 km a sora chi diana minimare su tempus de percorrenza a 40 minuti o che in coincidenza sa che in sostreno pro Casteddu Tattari e Terranova. In prusu sempre su comitau nata chi bidi anche kerrere assumancu batto scursas assadie per arrivare a sos portos e a sos aeroportos sardos. Prosu chi per tocca su gastu pro nu tracciau a alta velocità de bichere 9 milioni a chilometru pro assicurare a sostreno una velocità de 100 km a sora e dunque sa di accostare pruso mancu 100 milioni de euro. Su comitau propone te vinas a de vacher un collegamento ferroviario Nugoros a Caletta e sfruttando su cammino vezzu prosini scola sa provinciale Barantachimbe pro non facere esproprios e gherrare chi natera spelear burocratica. Una ferrovia che si dia pode spuru vacher arrivare a Terranova che in investimento su chi diana dare postor de traballo e che diana vacher essire sar zonas internas da esisulamentu. Con l'ire dinare pro finanziare due missioni in Argentina, ove una crisi economica cronica tacaionao povertades sempre sprusi sparghinadas, e s'obiettivo desar fizzar de Santu Giuseppe chi quest'anno pura na promuovusa mostra mercao missionaria, una dobbio che oramai este una costumanzia arribau a saedec ediziones a maniau su centro polivalente de carrera brigata Tattari in Nugoro che in su patrocinio des'amministrazione comunale promedio desassessorau a sos servizio sociales. Sa mostra aperta su 9 de Lampadas sa poter visitare vinza su 23 a Manzano da esa 9 a Sauna e a Sero da esa 3 a 7. In mostra si potete viere artesania tribale, vestese tradizionales, panno, squadros, prendas. Su valanzu desa vendita ta permettere a Sarfizzar de Santu Giuseppe di azzudare esas popolazioni prus poveras de Buenos Aires e Cordoba. Un contributo minore pro torrare ispera chi è pro naschida o pro casor de sa vida non da più mai o la perdia. Un ponte de solidariedade intre Nugoro e Sargentina in un mundu che imbezzese ultimamente spessande a fravicare pezzi muroso. La Bintus a Sociedade Macumeresa Pizzinnoso de Macumele su quadrangolare de Vubbalu riservava a sa categoria giovanissimi regionale promoviu Zappadu da esa Sociedade Polisport de Nugoro in s'impianto sportivo de Badue Carros. A su torneo hanno piccau parte Polisport, Pizzinnos Macomer, Atletico Olbia e Oliena Calcio. In semifinale Pizzinnos ha bintu pro 3 a Nudda a Suliana, in sa seconda semifinale Sormerer de Dommo de sa Polisport hanno vintu
1 a nuda chins Atletico Olbia. In sa finale pro su terzo posto Giuliana Bintu a sorrigores chins Atletico Olbia e a pustis chisa gara fitta acabada in pareggio 3-3. In sa finale pro su primo posto so spizzin de Macumele hanno vinto chins sonnugoreso so proses a nuda, ma sos atleta ardesa Polisport si sun impinna ormeda e hanno giocao una bella partia. Sos organizzadores queriano ponere a confronto battoro desasprus interessantes scolar de Vuba Lusardas e mostrare uno scantor giocatore balentese. Su presidente desa Polisport Salvatore Boedu vi contentumano prosaresi sia de su torneo, grazie a su traballo organizzativo de dirigentes e tecnicos e genitori desa sociedade che si sun trattesos a tardumanno prosichire tutto canto. A sa cabu de Lampadas sa Polisport a facere una conferenza stampa prova a vedere de vainas e progetto fatos in si stagione sportiva 2016-2017. Sos ex dipendentes sardos desas fabbricas chimicas de Ottania Semini che han traballau in Samiantu, infine sono resissiosa a su matessi trattamento sanitario de sos collegas continentales che hanno traballau in stabilimento gremediches e chi de medas anno ricevono un'assistenza sanitaria adeguata. Sa giunta regionale in Sardia Scoladas ha approvato su protocollo nuovo che pertocca sa sorveglianza sanitaria de sos ex espostos a Samiantu che assessore de sa sanidade Luigi Arro ha presentato oggi. De importu su uniformidade in sos controllos e approfondimento sanitarios in sos suzzettos prus a riscu. Semur mandando da innanti s'impinnu piccau che in tutto cussas persones e chi pro traballu ana più te vaches che in Samianto a Nauarru. Sa regione nostra de plur de decannos at una legge apposita e finanziata cada annus a sorveglianza in suo territorio che indinare proprio. Fit importante a uniformare questa assistenza e cercare della garantire accantas plus persones possibile. Su provvedimento l'uvinisettande de Meda e sa IEA, sa Sozi Italiano Esposti Amianto, presedia da Sabina Contu, CGL e ANMIL, la iana pediu più di una volta. Un anno fa che Tinnugoro hanno avuto un addobbio che in sos extra balladores e proprietare sa giunta a s'impinnare in sa chistione. In Sardia Scoladas a pustir de annor de battallas, Sinail ha dau un primo riconoscimento a sos ex dipendentes de su polo chimico di Ottana, espostos amianto e a sos familiares de sos operaios mortos, in sa chistione de sos dirittos prividios pro legge in caso de maladia professionale caionada da esposizione a s'amiantu. Commo ha ribattato su protocollo sanitario nuovo che dia per dare rispostas a sos ex dipendenter maladioso. In sinteri, a tammentausa Bina Contu, sos traballadores han asichiu a sir maladiare e a si che morrere senza assistenza garantia in bezzes e a tottus os atteros traballadores ex espostos amianto in sos sittos in Italia, che los han avocauso da esos attor de indirizzo ministeriale conforma a sa legge 257 de su 92. Ha fatto un usito pro sa vendita di vino usardo in Giappone, America e Europa e pro la maniera pediu e ha più un finanziamento promedio de supia desa regione. Ma ha aumentato su tanto di dinare necessario piccando 380.000 euro di finanziamento non deppioso su 60% de su tanto intregu finanziato. Agli scoperre resti stata sa guardia di finanzia de su comando provinciale de Casteddu che ha denunziato due imprenditores casteddaios pro frasso in atto pubblico e truffa aggravata. A mandare da innantisi sa trampa uno de sus due imprenditores specializzato in su settore de subinu che pro aumentare sos affares ha pensato de facere un usito commerciale e che in sul finanziamento sprevidio da su Fondo Europeo de Sviluppo Regionale. Da esas indagini desa Guardia de Finanzia però è stessi a campo che ha presentato un progetto che costava a metà dei plus des investimento previdio in prusu pro aere su massimo de su contributo a temitio vatturas prusartas e documentos pro operazione mai vattas. Sas indagines sono cominciadas a pustir desa denunzia di uno dei sozios des imprenditore e su situ commerciale sta barrau aperto pezzi una paia meses.
Sachida Quintratas, a Commissione Attividades Produttivas de Cussizio regionale, di poter varare su disegno de legge desaggiunta prosattivazione di una campagna di promozione e comunicazione per favorire l'arrivo dei turisti al fora desistagione dei stiu. Erisi a Commissione presiedia da Luigi Lotto ha approvato a maggioranza su disegno de legge che ha andare a sa Commissione Bilancio pro su parre finanziario pro tornare a posti a sa quinta Commissione pro su voto finale. Che rimus pedire a sa conferenza de so capogruppo deponne su disegno de legge in sasetti inveniente di Cussizio, a naso presidente Lotto. Un'approvazione l'estra diata a permettere di spendere su dinari in sosurtimo mese dell'anno che in profetto pro su sistema turistico della Sardigna. Su provvedimento che assessore Barbara Argiola Sazzai presentava a sos commissario ponete 40,8 milioni di euro per una campagna promozionale da affidare a sas compagnie aeree e concessionarie di pubblicità da su 2017 a su 2020. Sos criterios e sar modalidades de esos interventos los han a stabilire che in una delibera di giunta entro 30 giorni da esapprovazione. Cussi zerisi de maggioranza e opposizione però su una contierra pro definire esos criterios de subbandu. Pro cussus opposizione ha bottau contra su disegno de legge che sti stau approvau pezzi che in sorvotos de sa maggioranza de centro-sinistra. Si non si va che te carchi cose impresse soselicher de Nugoro non hanno a durare meda, proneche desa cocciniglia una famiglia de babbarrotti che anzai guastau medas arboresi in sa scarrera nugoresa da de mussen Normelas, Macciotta, Mannironi e De Feno. Sa denunzia arribata da su movimento Liberu, che custo manzano ha fatto una conferenza stampa pro dare allarme e sottolineare che l'amministrazione comunale non dà cara pronuda a subir de pubblico. A Saddobia hanno piccau parte Pierfranco De Vias, segretario nazionale Liberu, e Giuseppe De Dola, segretario della sezione nugoresa Paschedda Zau. Amboso ananao chi bastano a pacos interventoso e chi non costano a mancumeda pro chi sperde su babbarrotti. Uno escussu de empreare sozu bianco a bau de gettare a sos arbore maladioso. Rimedioso chi si podene contipizzare peri grazie a sa collaborazione che in sa facoltà dei scienze al forestaler de Nugoro. Pro due diese Sorgiardinettor de Nugoro sono diventato una palestra ove vaccheri sport a suono e musica. Erise oglie, difattisi, bestesa ed ec edizione de Icnos Sound, promoviu dai Succeas de Nugoro, gestiu dai Alternatura e Icnos Basket, che oramai est un appuntamento de non perdere pro sorzovano nugoresoso e sosi sportivos in generale, chi aperiti si stagione dei stiu. Desa prima edizione, sos organizzadores han che fiu vaccher una manifestazione de cultura sportiva e ambientale, aperta a chi va che ti sport agonistico, ma vinzas a tottus os amantiosos e interessaur de cada edade che ana gana de si ponere in gioco. Grazie a sa collaborazione chi natter ar sociedades sportivas, Icnos e CEAS han amaniau campor de pallacanestro, pallavolo, ginnastica artistica, pilicadi sportiva, escursiones a piedi in bicicletta su Montortobene. A sos torneos han appiccau parte babbos e fizos, animo e paresi chi sa filosofia de praticare si sport in concordia con sa natura e compartire su piacere con amicos e conoscentese, che a cada anno Icnos Sound 2017 ospita taperi fainar ligadas a s'ambiente, promoviar dai succeas de su comune de Nugoro e da assessorau a s'ambiente. In questa edizione su tema vitti Nuoro rifiuti zero. Fa che sconoscere a sos imprenditori de su Nugoro e de so Zastra sas possibilidades de su piano Industria Battos.0 varao de su governo sichin de sos cussizzor de sa Confindustria. Un piano che fa che rientrare le aziende italiane in sul mercato della Cina e dell'India che si sono irmaniande sempre de prusu. Este è uno dei suoi obiettivi del seminario promovio in Nugoro della Confindustria della Sardigna Centrale. A sostraballo, scordinato da Roberto Borgnoli, presidente dell'Assozio, hanno piccau parte su deputato Roberto Capelli, su presidente della impresa minore de Confindustria Roberto Giovanni Bitti, Alberto Baban, presidente nazionale dell'Industria Minore in collegamento.
punnare a innovazione tecnologica e adattare il modello organizzativo a sostempo novo e den porto umano pro competere in sor mercato est necessario che le imprese siano attrezzate, a naso presidente Borgnoli. Si pompiamo sul sistema produttivo nostro, calculamo che belle su 20% delle aziende sicana su passo de su tempo, su 20% galu est in difficoltà de manna e su 60% est a filupende. Procus est importante a comprendere sormudamentos e a conoscere as opportunidades e chi danas as tecnologia novas des industria de oie. Custos sistemas a dier de oie accattan a prezzi bassos e s'impreu in azienda est azzudau da incentivo fiscale de importu, semur faveddande de sistemas digitales e de processos produttivos e organizzativos novos. Su sistema aeroportuale della Sardegna sichita essere competitivo rispetto a sos concurrentes prurmannor de su Mediterraneo. Pro arribare in Sardegna a mesagustu, dai sos scalos principali d'Europa, una famiglia de batto spessone si spendete 1.085 euro in tottu, che in tu 40 euro in prursu des'anno passau. Creschete su prezzo des orbolos da e prosavranza, minima ta su prezzo di un viaggio da Inghilterra, ma sa Sardegna è sprurbaratta de Sicilia, Croazia e Corsica, su numenzu su Pezzi, Algarve e sas Isulas Balearese. Sa Sardegna risultata desas primas peri prosas offertas desas combinaciones de volu e prosa facilidade a arribare dai sos iscalor de su centru des Europa. Totu custu essit a campo desa relata chi pertoccat sos trasportos aereos prosa Sardegna, chi cada annu facete sa CNA. A pustisi de un anno su 2006, chi ha registrau su 47% de arribos istranzos in sas strutturas ricettivas de s'isula, sa Sardegna sichita punnare a su mercato internazionale per sviluppare un turismo più spacco assistiu. Sa vita cubada est su romanzo scritto da su poeta e scrittore nugoresu Giovanni Piga, un'opera imprentata dai papiros che ha vinto su premio letterario Castello de Savae presentata erisi in sa biblioteca Satta. Il romanzo è stato cominciato da un viaggio che è stato fatto a Roma per un viaggio di saluto, per un'operazione assovrata del suo protagonista. E tanto il suo protagonista, essendo in Roma, tentando questo vrato, un'operazione difficile a suo coro, in questo convitto del Monza che si rientrava su Sergio, poi a scrivere come una specie di diario. E poi andando da innanzi, sbatta più una storia, essendo in Iva, dove una pizzocca che in Sacalla nasceva una storia che è il suo protagonista. Una storia che vede questa praticamente ha scoperto la vita quadra in pratica. Fuori della vita connota che è con il suo protagonista, due figli, e questo viaggio mai siu quasi da inugoro della vita sua, e tanto c'è stato piccato, questo dolore di sovrare questa operazione difficile, e in più questo dolore coro che l'ha causato, questo addobbio, questo amore mostrenco della vita cubana. E poi da innanzi prena di misterio questa pizzocca, che sono riusciti a rivolicare su tempi che potevano essere sparsi. Poi accabata i rausi a nugolo, che la storia poteva essere finita o no, questo non lo namusca, tocca delegare sul romanzo a Savini, ma a cabo qualche cosa è stata a campo. La verità è che veniamo alle schiere, però non stiamo scommente. A se che la vita cubana, questa vita che tutti desideriamo, forse una vita che ha responsabilità, una vita di sogni, di desideri, di cose belle e via, oppure una vita normale di cada giorno, i suoi affetti fittiani della sua famiglia. Questo l'abbiamo scoperto all'ultima a capo del suo romanzo. Alla fine sì Matteo, il suo frate, il protagonista, è andata bene in sua operazione, si è salvato, come è andata, però lo scopriremo tutto alla fine, a capo del suo romanzo.
E sta arribata a 7 mesi che in Bickentor firma sa petizione promuove adesso Comitao Trenitalia Nuorese a sa Cabo de Maio, propedire a sa regione de ponere una parte di su dinare destinato a tornare a novus al ferrovia Sardasa, batto schentos e 2 milioni di euro, pro a modernare sa tratta ferroviaria Nugoro Macumele. Secondo su Comitao custo straballoso, diana permettere de che rintrare sa Sardegna dei mesi in su venidore, li diana permettere de tornare a ponere in motus occupazione si sviluppo e si diata riconosca su diritto a sa mobilità a su territorio de Nugoro. Pro su Comitao custor fundoso li toccano a sa provincia e a totus os sardoso, tra balladores, studentes e turistas, che depener su diritto a sa comunidade in totus a Sardigna. Servini pro che la va cherissire questa provincia desisulamentu oramai cronicu. In prusu, cu forma su decreto de su presidente de su Consiglio de sus ministros de su 29 de maio de quest'anno, che ata previdiu 20 miliardos in bindicannos pro sa infrastrutturas e sos trasportos ferroviarios in tutta Italia, a sa provincia de Nugoro li tocca a debattor unu de totu su chi la nadara a sa Sardegna. In caso chi su governo non cheriata destinare un capitolo appositu pro finanziare sos trasportos ferroviarios in provincia de Nugoro. In sa vida de pralungo oie anadaos ultimu saludo a Erika Pretti, sa pizzocca de 28 anni, morta domenica colada in Luvraili, frazione de San Teodoro. In sintesi, chi sa indagine de sos carabinieri de su comando provinciale de Nugoro, coordinaoso da sa Procura de sa Repubblica, pro scoperrere chi ha morto sa pizzocca che vite in vacanza chi in San Morao, Dimitri Fricano, de 30 annos. Procommo proprio su giovano este unico indagao che in s'accusa di omicidio volontario. Vricano ha contao a sos inquirentes che a Samorada l'hanno avverto in sinteri di una vura, ove hanno avverto a suppura con che procussu l'hanno ricoverao in spidale de Terranova. Sos carabinerisi e sa Procura della Repubblica sun chircande sa provas a pro confermare su che annao. S'anatomia a taverguao che e a sa pizzocca l'hanno morta che indunu lipuzzone de cucina, chissà vittimpreande provac sos paninos o desipiccare in gitta. Ateros elementor de profeto arribare dai sos reperto scolliosi in su locu ove scapitata sa disgrazia. Sì che si impinno desa questura de Nugoro in sa guerra contra sa droga eris in sinteri di uno de sos servizios ammaniaus apposta a procussu dai su questore Massimo Colucci, sos agenti de su commissariato de Tortoliana denunziavano in stato di libertà un pizzinnu de 21 anni de Girasole. In su giardino de Domosua sos agenti hanno accattau 8 vundor de marijuana, parte in vaso e parte prantada chi in ateror fundoso. In sa perquisizione domiciliare hanno accattau una bustinedda de plastica chi in 20 battor semener de marijuana. Sa questura da teschire chi ha tassi sos controllos pro firmare sa vendita de droga a Sorzovanos. In un'altra operazione sos agenti de sa questura de Nugoro hanno recuperau e consignau a Sumeri un venditore nugoreso 2 biciclette furadas da sa butteca sua sul furone sono 2 spizzinnur minorennese. Sos agenti appusti de sa denunzia hanno esaminau armazziner de sa telecameras a chi riprenden esos 2 spizzinnos fughin de sicche che in sa biciclettas accattadas appustis in sa corte de Don Missoro torradas a verniciare pro non la sconnoschere. A genitores lisana contao che li asaiana regaladas. A posti de sas polemicas de sas dies coladas in Consiglio Comunale, uve sas opposizioni hanno lamentato sul ritardo de amministrazione comunale in s'approvazione de su bilancio de previsione 2017, martesi su Consiglio a riunire pro esplicare su documento unico de programmazione 2017-2019, su bilancio finanziario de previsione 2017-2019 e sos allegaos. A tessere occasione pro comprendere sas postas in bilancio e sa situazione finanziaria de su comune de Nugoro chi iasischi de medas annos este a filupende siata pros armuzzaduras in sos trasferimentos statales e regionales e siata pros ordepidor fora de bilancio proneche de sos espropios fattor medas annor facete. Su bilancio de previsione pro legge si di addepere approvare entro su 30 de martu. I scadenzia chi non esti stata rispettata e procussus a regione su 23 de maio attintimò a su comune dell'approvare entro de 20 dies appena de commissariamentu e custa porta purus i scadenzia non esti stata rispettata. Como su Consiglio Comunale sa chi da chi trattata de per esaminare su bilancio de previsione e sul documentos allegaos. S'opposizione ha denunziato un aumento de sas tariffas pro sos servizios individuales pro vache storrare sos contos e marti sate scoperre si este favola o veru.
Un appello a su sindico Andrea Soddu e a s'assessore ambiente Giuliano Sanna pro pulire su monte da Evrascas e Cambassiccasa, ammontonadas in meda strettor de su padente, chi sono un pericolo mannu che in questo calore prosor focoso. All'uvachere su comitau salvaguardia Monte Ortobene, ammentando puru che sti stau per ripresentau un esposto a sa procura desa Repubblica de Nugoro. In soru esos caminoso, in mese su padente, in sas caminerasa, da iannario non bappezzi che montoner de cambas e frascassiccas, scrive su comitau, chi sono unu pericolo, che basta ta pacu pro allugare unu vocu, che in danno manno pro sa comunidade, pro visitadores e turistas a chi trabicana su monte. Su comitau sottolinea puru che ne due in su monte s'accattano cartellos chi proibini di allugar focoso siat in sori su caminu, siat in sar funtanasa o in sas piazzolasa. Sabè feste chi in su parco de Sedda Ortai s'accattan puru barbecue in preda. A non caere piccao cambas e frascassiccasa, chi sono innescos pro su vocu, in pur de essere una violazione de sos obri cordelezze concluiti su comitau, di a poder essere spuru un illicito omissivo e penale rispetto a sa normativa regionale antincendiu chi toccata de averguare.